Ditemi voi quando siamo pronti. Un po' di pazienza che dobbiamo attivare la diretta. Bene, un buongiorno a tutti. Sono molto onorato di aprire questa conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025 del Festival Internazionale di Musica del Veneto, qui a Palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio regionale. La musica, più di ogni altra espressione artistica, ci ricorda che siamo prima di tutto esseri capaci di sentire. E questo festival, giunto ormai alla sua piena maturità, non è solo un cartellone di appuntamenti, ma un percorso che attraversa la nostra terra come un filo d'oro, unendo generazioni, storie, territori, accenti diversi sotto il segno del suono. L'idea del maestro Alberto Del Piero, che saluto e ringrazio, è semplice nella sua profondità, appunto portare la grande musica, i grandi artisti dove spesso non si arriva, nelle piazze, nelle ville, nei santuari del nostro Veneto, perché la cultura non deve salire su un piedistallo, ma deve camminare tra la gente, toccare le corde dell'anima anche per chi non si sente esperto. Nel tempo della distrazione, della frenesia, questo festival è un inno all'ascolto ed è per questo che non poteva esserci il luogo più simbolico del Veneto, regione che ha fatto dell'arte un segno distintivo della propria identità. La nostra terra ha generato musicisti come Albinoni, Vivaldi, Salieri, Malipiero, ma ha dato anche linfa a orchestre, cori, scuole civiche, bande e maestri che appunto ogni giorno coltivano il talento, la sensibilità nelle comunità più piccole, nei paesi, nei quartieri. L'edizione di quest'anno, come sempre ricca e articolata, ci offrirà un viaggio tra i generi musicali diversi, dalla lirica al jazz, dalla sinfonica alla musica da film, passando per gli omaggi ai grandi compositori, alla canzone italiana e dal teatro che ha pure nella sua musica quel respiro di emozioni. È una scelta coraggiosa ma coerente con lo spirito della nostra terra. Le amministrazioni comunali che hanno aderito a questa iniziativa e che oggi sono qui ampiamente rappresentati da sindaci o loro delegati rappresentano una sinfonia di energie che dimostra come la cultura, se sostenuta dal basso, diventa leva di valorizzazione per tutte le nostre realtà. Vorrei citare una frase del maestro Claudio Abbado. La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Ecco, io credo che in tempi fragili come quelli che viviamo, segnati da guerre, instabilità, spaesamento, la musica rappresenti una via di riconciliazione tra l'uomo e il mondo. A chi ha lavorato per questa edizione va il mio ringraziamento più sincero, a tutti i comuni che hanno partecipato, assolutamente da parte mia un grande plauso, con il collega Razzolini che ha seguito anche molti dei concerti lo scorso anno. Abbiamo condiviso veramente serate e iniziative di altissimo valore e spessore. Ripeto, un grazie ai comuni, agli artisti, agli organizzatori, ai tecnici, a chi ospita e a chi accoglie appunto le orchestre e tutti gli artisti. Veramente grazie da parte nostra. Io sono scortese ma devo ritornare a Mestre dove ho un convegno a livello nazionale sui garanti dei diritti, quindi mi scuso se lascio appunto la conduzione della conferenza stampa al maestro Del Piero, ma che è abituato a calcare palchi ben più importanti rispetto a questo e sicuramente ci darà notizie e informazioni utili agli appassionati, ma anche chi vuole avvicinarsi veramente a spettacoli e a iniziative che, come ho sempre visto e come ho sempre detto, hanno un altissimo spessore culturale con artisti di fama e valenza nazionale e internazionale. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, grazie, due volte grazie perché per il terzo anno consecutivo il Consiglio regionale ci supporta in questa maratona musicale
non assai facile, perché voi sapete o potete immaginare che organizzare un festival è veramente complicato nella sua farraginosità, nella sua complessità, dal punto di vista operativo, logistico, eccetera. Doppiamente difficile perché stiamo parlando di un festival di musica diversificata e quindi quando tu adotti un cliché per la musica classica poi vai in quel corridoio. Il problema è che da noi il corridoio cambia ogni giorno e quindi noi abbiamo a che fare con tutti i generi di musica. Quindi voler mantenere, per quello che mi compete dal punto di vista della programmazione artistica, sempre alto il livello della qualità artistica è veramente difficile quando poi si parla di livello artistico su determinati generi. Tuttavia il cartellone di quest'anno che mi pregio presentarvi questa mattina è comunque anche quest'anno un cartellone di tutto rispetto, e questo la dice lunga sul fatto che è difficile, ma l'impegno e la competenza ci porta a mantenere alta la qualità. Cartellone importante, non abbiamo... Ah, pardon. Cartellone importante che vado a presentarvi e che apre quest'anno, anche quest'anno apre come lo scorso anno dal Teatro Comunale di Mario del Monaco di Treviso, il 31 maggio, niente po' di meno che con una delle più importanti orchestre del panorama tedesco. Noi abbiamo l'Arvesteuder Sinfoniker di Amburgo, una orchestra che siamo riusciti a intercettare attraverso una tournée italiana e che aprirà niente po' di meno che con la seconda sinfonia di Brahms dal Teatro Comunale di Treviso. Quindi sicuramente una compagine di tutto rispetto. E poi via via tutti gli eventi che andiamo a scorrere. Come vedete abbiamo il 2 giugno per la Festa della Repubblica il concerto tenuto dall'Orchestra di Padova, che io ringrazio qui attraverso il suo amministratore, il dottor Levorato, perché l'Orchestra di Padova del Veneto, che come voi sapete è l'orchestra regionale per eccellenza, ci supporta con la loro presenza fin dal primo anno, e quest'anno non solo ci danno la possibilità di partecipare al concerto del 2 giugno dalla Sala Giotto, vedete Padova Congress, ma anche il 24 luglio saranno presenti con un altro concerto dai giardini di Palazzo Zuckerman, e il 27 di settembre invece da Pieve dal Pago con il Sigfrido di Wagner e l'idillio del Sigfrido di Wagner e la quinta sinfonia di Beethoven. Quindi, come vedete, quando prima il Presidente faceva riferimento a tutti coloro che lavorano sul supporto organizzativo, siamo tanti, perché ovviamente io non dimentico le amministrazioni comunali che ho il mio personale piacere di ringraziare, perché ricordo sempre che un festival di questo tipo non si farebbe se non ci fossero gli amministratori, se non ci fossero i comuni. Quindi ricordo sempre che la finalità principale di questo festival sono le amministrazioni comunali, perché le amministrazioni comunali sono gli attori principali che poi in sinergia con la nostra organizzazione e con il Consiglio regionale ci tracciano la linea, ci permettono di tracciare una linea appunto inerente al cartellone. Come dicevo, poi abbiamo tutta una serie di eventi che passano da Valeggio sul Mincio a Salzano, Bolzano Vicentino, Sandrigo, Piombino Dese e Chiarano, e poi via via se scorriamo altri eventi. Vedete che il mese di luglio è un mese molto ricco, perché c'è una consuetudine da parte di molti comuni di organizzare eventi all'aperto. L'evento all'aperto è sicuramente una bella cosa, per noi a livello organizzativo diventa una precarietà, perché sapete che dietro l'angolo c'è sempre il meteo come oggi, e quindi ovviamente per chi lavora all'esterno deve avere la doppia possibilità di avere delle riserve al chiuso. Ma vedete quanti amministrazioni quest'anno abbiamo? Siamo quasi, mi pare, 20 appuntamenti, 15 appuntamenti solo nel mese di luglio. Ecco, in tutto questo cartellone che io sto scorrendo questa mattina, come vedete, ci sono eventi veramente di altissimo livello. Tutto questo a coronamento del fatto, poi vedete abbiamo gli eventi del mese di ottobre, del mese di novembre, non dimentichiamoci del concerto di Vittorio Veneto per il 4 novembre
che è la festa delle Forze Armate, ma come vogliamo sempre fare, l'anno scorso ricordavamo la Duse, ricordavamo il centenario di Eleonora Duse, di Giacomo Puccini. Quest'anno vogliamo, in questo percorso musicale, non dimenticarci di Shostakovich, che sono i 50 anni della morte, e altri compositori sicuramente importanti. Quindi un cartellone veramente molto ricco, ma lasciatemi dire che quest'anno, e questa è un po' la novità che abbiamo voluto intraprendere, quest'anno il Festival Internazionale di Musica del Veneto quest'anno dedica tutta la sua attenzione alla figura femminile, quindi alla donna. E quindi noi contiamo attraverso l'evento di apertura, e poi si spera perché siamo ancora in trattativa, vedete, in 19 dicembre, che non è una data ancora decisa, da un altro palcoscenico internazionale, di aprire e chiudere sul tema della donna, e per questo noi stiamo coinvolgendo personalità del mondo istituzionale e politico, appunto, per intervenire a favore di questo tema, in favore di questo tema, e quindi siamo impegnati tutti su questo tema per portare avanti questo festival. Allora, io direi che dal punto di vista della programmazione artistica penso di aver detto tutto, poi i dettagli saranno intercorreranno tra l'organizzazione e le singole amministrazioni. Chiamerei sul palcoscenico il dottor Levorato dell'Orchestra di Padova, che ci dà una sua, prego dottor Levorato di qua, che ci porta i saluti dell'Orchestra di Padova e del Comune di Padova. Grazie. Grazie, dottor Del Piero. Sì, vi ringrazio molto e anche per avermi dato modo di intervenire. Porto i saluti del nostro presidente, il dottor Paolo Giaretta, e l'orchestra, sì, in occasione l'anno scorso del festival, ha inaugurato a Treviso e chiuso a Bassano. Sono stati due concerti abbastanza interessanti, credo, che hanno contribuito a consolidare. Poi durante l'estate abbiamo anche dato la disponibilità sia il 2 di giugno al Palazzo della Ragione che successivamente a luglio. Quest'anno, come diceva prima il dottor De Piero, faremo un grande concerto per la Repubblica la sera del 2 giugno, organizzato dal Comune, da PS Holding, dalla Camera di Commercio, dalla provincia, e quindi è un'iniziativa, diciamo, istituzionale di Padova, ma siccome la sala dà 1500 posti, e questo ci permette di aprire la disponibilità anche con molta comodità, perché c'è il parcheggio subito dietro il centro congressi, si arriva dall'autostrada in pochi minuti, e quindi sarete benvenuti, chi vuole venire sarà benvenuto, e alla presenza il 2 di giugno. Poi durante il mese di luglio, nell'arco della nostra rassegna estiva, abbiamo assegnato un concerto, e poi abbiamo avuto la richiesta del Comune di Alpago di fare un concerto il 27 di settembre. Stiamo lavorando anche sulla chiusura. Due parole sull'Orchestra di Padova e del Veneto. L'Orchestra di Padova e del Veneto è una istituzione concertistico-orchestrale, l'unica in Veneto, è un'istituzione prevista dalla legge dello Stato e che esiste da 60 anni. Quest'anno compie 60 anni di vita. Come collocazione a livello nazionale ci collochiamo al quinto posto, dopo la Verdi, la Haydn di Bolzano, la Hort di Firenze e la Toscanini di Parma, in quanto le regioni diciamo Bolzano e la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana danno consistenti finanziamenti, e queste orchestre organizzano anche le attività liriche, mentre noi per le attività liriche, convivendo con le fondazioni lirico-sinfoniche, lavoriamo solo a Padova, Treviso e Rovigo, quindi c'è una sensibile differenza dal punto di vista dimensionale. Impieghiamo abitualmente 75 musicisti e svolgiamo un'attività che è composta da 150 concerti che facciamo in Italia ed all'estero. Siamo stati da poco ad Amburgo
questa settimana andiamo ad Arezzo, giriamo tutta l'Italia con il nostro programma musicale. Facciamo una diciamo stagione sinfonica intorno alla quale si sviluppano una serie di repliche, e poi facciamo diverse rassegne, musica sacra, le rassegne estive, la musica contemporanea. In questi giorni sta partendo una rassegna su Mozart, e poi facciamo un'importante attività che credo possa interessare anche i comuni, che riguarda i cosiddetti Families and Kids, cioè avvicinare i ragazzi e le famiglie alla musica sinfonica, che è una cosa molto sentita, e con quasi tutto il nostro nuovo, diciamo, la nostra nuova audience, il nostro nuovo pubblico viene da queste iniziative. Ne facciamo una dozzina nel territorio durante l'arco dell'anno. Ecco, io con questo chiudo, la ringrazio molto, dottore, e ringrazio anche voi per l'ospitalità che ci date spesso. Grazie, dottor Levorato. Ecco, lo ringrazio per l'intervento, perché questo vi dà la dimensione di quante categorie noi vogliamo coinvolgere nell'ambito di questo festival. Del resto noi dobbiamo lavorare in un asset trasversale, perché come ho sempre ricordato, e per questo ringrazio nuovamente gli amministratori locali che credono nel significato di stare all'interno di un festival, non dimentichiamo che la finalità del Festival Internazionale di Musica del Veneto è quella di mettere in rete le 563 amministrazioni comunali. Cosa significa fare rete? Significa lavorare nella diffusione della cultura musicale in un ambito trasversale da quello che può essere l'asse principale dettato dalle due nostre grandi fondazioni regionali, che sono il Teatro La Fenice di Venezia e la Fondazione Arena di Verona, che con tutti i pregi e i complimenti che noi auguriamo alle due fondazioni, spesso non arrivano nei territori locali. Quindi pensate nelle piccole località del montano o del settore del mare o in piccoli paesi, non si arriva. Noi riusciamo a fare da collante, quindi a interagire attraverso la diffusione musicale e appunto mantenendo alto il livello culturale. Il dottor Levorato ha velocemente fatto un excursus su quella che è la programmazione dell'orchestra della Camera dell'Orchestra di Padova del Veneto per quanto riguarda la musica da camera e la musica sinfonica. Ma non dimenticate appunto che, come anticipavo prima, anche nell'ambito della musica jazz e nella musica leggera, questo cartellone si fregia di avere artisti di livello internazionale. Ne cito solo alcuni: il pianista Marco Ponchiroli, il fisarmonicista Fausto Beccalossi, il clarinettista Marco Castelli. Personaggi dello spettacolo che caratterizzano i nostri anni della musica leggera di adesso e della musica jazz, dai quali artisti stanno sfociando allievi importanti nella scuola della musica leggera, e che gentilmente si mettono a disposizione per un unico fine, perché poi alla fine il fine è unico per tutti, anche per gli artisti: aderire all'interno di un festival dove tutti insieme facciamo squadra. E io, che vengo dal mondo dello spettacolo, ho sempre creduto e sono assolutamente convinto che alla fine chi conta è sempre la squadra, quindi un lavoro che facciamo tutti insieme. Io ringrazio tutti, non so se c'è qualcuno che ha piacere di intervenire dagli amministratori, il sindaco di San Giovanni Lupatotto, se vuole dire due parole. Adesso va meglio. Ringrazio il maestro Di Piero e anche, dicevo, un amico. Noi abbiamo aderito fin da subito, accomunati da un obiettivo comune, che è quello di diffondere quanto più possibile la musica, consapevoli che la musica è un'espressione altissima di bellezza e che in questo caso si coniuga con i nostri territori. Voglio ringraziare, adesso non lo abbiamo qui perché doveva scappare, ma il Presidente del Consiglio regionale, perché questa è un'iniziativa assolutamente provvida. Ricordavo una cosa in entrata, proprio quando ho salutato Alberto, quanto adesso sui social, anche Instagram, Facebook, eccetera, appaiano momenti di musica anche classica, anche lirica. Qualche anno fa non succedeva. E ovviamente questo è un festival che comprende tutta la musica, arriviamo fino al crossover addirittura, perché anche questa è un'altra bellissima espressione. Ecco, io sono convinto, come tutti gli amministratori, che
diffondere la bellezza attraverso la musica significhi diffondere un antidoto verso tutte quelle cose negative che invece vengono vinti da un'emozione pura come quella che sa suscitare la musica, la grande musica. Ecco, ricordo che lo scorso anno, in occasione della celebrazione in arena, San Giovanni del Patotto si trova nella provincia di Verona, e quindi siamo vicinissimi al comune di Verona e siamo legatissimi alla nostra arena e alla musica lirica. Ricordo una cosa, che il maestro Muti, che è arrivato per l'occasione da Londra proprio per dirigere l'orchestra, ha ricordato una cosa bellissima. Ha detto: vedete, se riuscissimo a fare in modo che la politica e più in generale la società riuscisse ad esprimersi con la coralità, con la sintonia con cui si esprime un'orchestra, noi avremmo risolto tutti i nostri problemi. Ed era la celebrazione della musica lirica come patrimonio della cultura immateriale dell'umanità. E io sono convinto che il maestro Muti abbia ragione. Grazie, caro Alberto. Bene, ringrazio il sindaco Gastaldello del comune di San Giovanni del Patotto. Io vorrei rapidissimamente chiudere questa conferenza di apertura, di presentazione del festival, augurando a tutti un buon ascolto e augurando una buona partecipazione a tutti, sperando che i nostri palcoscenici dei diversi comuni siano sempre pieni di persone che vogliono condividere con noi lo spirito, appunto, come diceva anche il sindaco, di società, che poi è quello che ha detto il maestro Muti. L'orchestra è sinonimo di società nella sua esplicazione del termine dal punto di vista operativo. E quindi ringrazio tutti voi amministratori che condividete con noi dell'organizzazione e con il Consiglio regionale l'obiettivo di questo festival, e ci auguriamo che questo progetto possa essere anche considerato tra i grandi eventi della nostra regione, perché sicuramente negli anni la sfida è che questo possa diventare un unicum a livello regionale. Grazie a tutti e a risentire.